Siciliano Live, c'è un nuovo appuntamento a mezzogiorno e lunedì noi siamo qui per iniziare una nuova settimana insieme. Ben trovati da Eliana Chiavetta. Iniziamo subito questo nostro appuntamento in musica quest'oggi. Ve lo svelo così, ve lo rivelo subito quale sarà il tema di questa puntata e lo faremo insieme a Giuseppe Mazzamuto. Ben arrivato Giuseppe! Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Giuseppe, tu sei nato a Palermo, direttore musicale, vibrafonista, percussionista, batterista, compositore, arrangiatore e cosa ho dimenticato? Ma in realtà è tutto, devo dire che C'è tutto? c'è C'è tutto, tempo c'è per tutto. altro? Perché è già tanto. Sì, in realtà vabbè, io sono come artista, insomma, una persona che è sempre in continua ricerca, quindi non lo so quello che sarà il futuro. Fino adesso tutto quello che hai detto ci sta tutto. Intanto tu ovviamente da tanti anni che fai questo lavoro, quindi nella tua carriera hai lavorato in contesti diversi, hai lavorato con persone diverse, cioè ti abbiamo ritrovato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana a festival internazionali, anche da Amici di Maria De Filippi. Sì, anche quello, sì. Cosa hai fatto? Ho Eri un po' lavorato con... grandicello per partecipare alla scuola. No, ma in realtà no, infatti. In realtà sono stato ospite lì, perché avevo lavorato con Elena Damario, che è una delle danzatrici, insomma, di Amici, e quindi poi lei, un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, ha fatto uno stage per i ragazzi di Amici e quindi io sono andato a suonare con lei lì. Ho suonato le musiche per le sue coreografie. Senti, com'era quel mondo lì? Quello Allora, ti devo studio? Che dire... sensazioni hai avuto? In realtà, diciamo, è stato bello, importante secondo me esserci, perché ho visto dal di dentro quello che è Amici, ovvero ho cambiato in qualche modo anche la mia prospettiva, perché in realtà comunque dal di dentro ho visto che comunque ci sono dei ragazzi che lavorano veramente con tanto impegno e seriamente. Quindi è stato bello vedere appunto questo, perché in realtà non l'ho visto più da, come dire, da ascoltatore, insomma, da fruitore di una trasmissione televisiva, ma ho visto veramente una scuola, cioè ragazzi che realmente si impegnano e dei docenti che cercano di dare il tutto per far sì che questi ragazzi possano acquisire delle competenze per entrare nel mondo del lavoro. Anche perché chi come te è cresciuto da un punto di vista musicale all'interno di un conservatorio, no? Vedere questo luogo televisivo, uno dice, ma questi con questo mondo artistico qui realmente se le fanno le ossa oppure ci sono solo le telecamere? Quindi immagino potesse esserci, non so se un po' di pregiudizio, Sì, però quantomeno sì, no, dici, no. un po' Sì, strano no, un questo po' di, mondo. sai, un po' di pregiudizio comunque c'era. Io in realtà comunque in qualche modo l'avevo, perché pensavo che fosse appunto per certi versi anche un po' una finzione. Invece devo dire che è veramente una scuola, cioè i ragazzi si ammazzano, cioè lavorano veramente tanto durante il giorno e poi la cosa che comunque mi ha particolarmente colpito ovviamente è la professionalità comunque anche dei tecnici, perché tu immagina che comunque siamo arrivati lì, che ero insieme a un altro percussionista, Luca Valenza, siamo arrivati lì praticamente intorno alle 11 di mattina, all'1 avevamo la diretta, cioè la registrazione, e in un'ora praticamente abbiamo fatto un soundcheck stupendo dove si sentiva tutto benissimo, benissimo, quindi qualità altissima, altissima. Bellissimo. E in questo momento, guarda, da qui stavo guardando i nomi degli artisti con i quali hai collaborato. Partiamo dall'Italia Mango, Claudio Baglioni, ma ci sono anche Sting, Sarah Jane Morrison, Nicola Piovani, veramente grandissimi. Immagino, no? Questi grandi appuntamenti e stridono un poco purtroppo con quella che è la nostra realtà nell'ultimo anno. Sì, in realtà tutto quello che ho fatto, diciamo, in questi anni mi ha arricchito tantissimo. Le collaborazioni comunque con questi grandissimi artisti ha lasciato ovviamente un segno indelebile, diciamo, nella mia crescita come artista. E ovviamente mi hanno arricchito e non solo, secondo me mi hanno anche molto contaminato, perché comunque quando poi alla fine lavori con questi top artisti,
capisci anche meglio come lavorare, come affrontare, diciamo, il lavoro poi dal punto di vista pratico. Quindi posso dire che al di là del piacere comunque che c'è nel lavorare con questi artisti, in realtà c'è tanto anche dal punto di vista formativo, perché comunque mi hanno veramente insegnato tantissimo, tantissimo sotto tutti i punti di vista, e dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista proprio organizzativo di questo lavoro. Ti vogliamo però anche conoscere un po' meglio, ti vogliamo scoprire con la tua musica. Allora qui ho bisogno di una mano dal nostro Paolo Gatto dalla regia, che ci fa vedere un video con protagonista ovviamente Giuseppe Mazzamuto. Protagonista è la musica, in questo The Power of Love abbiamo riconosciuto tantissimi personaggi. Ci puoi raccontare qualcosa di questo progetto? Questo progetto riguarda praticamente il primo lockdown che abbiamo affrontato, diciamo, in questo periodo orribile, diciamo, di pandemia, che da un certo punto di vista, come tutte le cose orribili, ha sempre dei lati positivi, diciamo, perché è successo quello che in realtà nessuno poteva mai immaginarsi. Diciamo che fino a 1 anno e mezzo fa, qualunque partecipazione io avessi fatto era in qualche modo in live, nel senso che quando comunque partecipavo a qualche disco, a qualche video, normalmente prendevo un aereo o comunque se era qui in Sicilia mi spostavo appunto con la mia macchina e andavo a registrare direttamente in studio. In realtà praticamente questo periodo di pandemia ha permesso in realtà che iniziassero dei lavori a distanza. E questo è uno di quelli. In realtà, peraltro, diciamo, questo è un po' in collegamento con Amici di Maria De Filippi, perché quando sono andato lì da Amici, in mensa, nella mensa di Canale 5, perché siamo rimasti anche lì a mangiare in mensa, ho incontrato Stefano De Donato, che è il bassista di Rotta su Cuba, che mi aveva sentito appunto suonare lì in registrazione. Mi disse: mi piace un sacco come suoni, insomma, ma cosa fai? E da lì praticamente è nata questo contatto con Stefano, e poi si è trasformato in realtà in contatto lavorativo e d'amicizia. Infatti attualmente stiamo ancora collaborando, che peraltro poi ultimamente è pure uscito un meraviglioso disco che si chiama Music for Love volume 1, che peraltro per molte settimane, diciamo, è stato primo tra le top 10 iTunes Italia, insomma, che dentro ci sono stati anche i figli di Bob Marley, insomma è stato un mega prodotto. Un progettone gigantesco, che ha messo dentro 30 artisti di tutto il mondo, tra i quali alla fine dico ci sono pure io. No, tra i quali ci sei pure tu, senza alla fine. Insomma, ci sono dei nomi pazzeschi, ragazzi, quindi dove ho lavorato sia come vibrafonista, perché ho suonato praticamente in una delle tracce, e poi ho lavorato anche come arrangiatore per delle parti d'orchestra in un brano che si chiama appunto Dreaming Miles, dove ha suonato Fabrizio Bosso, che peraltro era anche in questo video. Questo video in realtà era appunto nato per raccogliere dei fondi per l'ospedale di Bergamo, che
ricordiamo tutti, diciamo, nella prima fase, diciamo, di questa pandemia è stata una delle città più colpite dal coronavirus, quindi mi hanno coinvolto e volentieri ho voluto dare la mia partecipazione e tutti i fondi praticamente raccolti da questo video sono andati praticamente all'ospedale appunto di Bergamo. E ti dicevo, da questa cosa qui in realtà appunto abbiamo scoperto i lavori a distanza, perché era una cosa che non sarà mai fatta e adesso quasi è diventata una anche prassi, c'era no? paura del ritardo e quindi delle impossibilità, almeno questo mi è capitato durante alcune dirette con dei collegamenti fatti così via Sì, no, ma web tra infatti... musicista, cantante, dice no, perché poi arrivi in ritardo di 10 secondi, come facciamo? No, ma infatti il lavoro bestiale, diciamo, di Stefano Deodato, che ha fatto praticamente, ha lavorato su tutto il progetto, è stato quello appunto di inviare a noi tutti una traccia guida, poi ognuno praticamente su quella traccia abbiamo registrato sia la parte, diciamo, acustica, insomma, della registrazione del brano, più quella video. Dopodiché abbiamo mandato tutto e lui ha fatto questo montaggio Assemblato. straordinario. Sì, sì. Sì, assolutamente sì. Io ti devo chiedere qualche secondo perché abbiamo un nostro spot di iocomprosiciliano.com, lo vediamo e poi continuiamo a parlare con Giuseppe Mazzamuto. A dopo. www.iocomprosiciliano.com. Mentre parliamo di musica con Giuseppe, che anche lui Made in Sicily, queste altre eccellenze da comprare del Made in Sicily le trovate sul nostro marketplace. Questo il nuovissimo spot per ricordarci che anche in un periodo così complicato da casa si può digitare, ordinare e ricevere a casa i prodotti. Giuseppe, ma torniamo a te. Abbiamo un altro tuo video, quindi continuiamo a guardare e ad ascoltare soprattutto la musica di Giuseppe Mazzamuto. Ed eccoci tornati qui, un video breve ma che ci riporta dentro queste atmosfere di musica, di condivisione a distanza. Vuoi dirci qualcosa in particolare di questo brano prima di parlare dei nuovi progetti? Sì, no, in realtà diciamo è un estratto che può far vedere diciamo, il vibrafono, che comunque resta ancora uno strumento abbastanza di nicchia e inusuale, che generalmente diciamo, è difficile vedere in giro. Ma tu come ci sei arrivato? Ma in realtà praticamente io all'epoca, ovviamente parliamo ormai di tanti anni fa, appunto mi ero iscritto in conservatorio e non sapevo neanche l'esistenza, diciamo, di questo strumento, come un po' tutti penso, diciamo. Poi quando ho iniziato a studiare è stato proprio amore a primo ascolto, nel senso che ho scoperto, diciamo, strada facendo che suonandolo la sensazione che dico sempre a tutti, anche diciamo ai miei allievi, è quella comunque di sentirmi a casa. Cioè, quando comunque suono il vibrafono sto bene, cioè è una sensazione proprio di pace interiore, è proprio rispecchia appieno secondo me quella che è l'idea di strumento, cioè strumento inteso per noi musicisti è trovare un modo per raccontarci. Il vibrafono diciamo mi permette praticamente di riuscirmi a esprimere al meglio, sicuramente meglio delle parole, meglio della scrittura, meglio di qualsiasi altra cosa. È lo strumento che mi fa stare bene. La metà che ti completa. Assolutamente sì, è proprio un prolungamento, c'è qualcosa, un superpotere che senza lui non avrei, diciamo.
Senti, bellissima questa cosa del superpotere. Allora, andiamo così, i superpoteri ci fanno pensare anche al cinema, per esempio, andiamo al mondo dei film, perché c'è qualcosa anche in questo senso che ti vede operativo ultimamente. Sì, da 1 annetto circa, 1 annetto e mezzo ho firmato un contratto per un produttore americano e insomma, si stanno No, però dico, muovendo. queste cose si dicono non con questo tono così dimesso, cioè hai firmato un bellissimo contatto. Sì, in realtà è tutto, vabbè, la mia vita, io lo dico sempre, è tutto un po' un sogno, ma perché io comunque continuo a essere un instancabile sognatore, cioè io non riesco a vedere la vita, come dire, nella forma più, secondo me anche un po' più triste, diciamo, della normalità, cioè io continuo comunque sempre a immaginare, sai, cose stupende, vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro. Ma che poi non rimangono mai dai vorrei, perché poi assieme a questo, assieme al sogno, comunque metto sempre ovviamente tanto impegno, tanta concentrazione, tanto lavoro durante la giornata, e questi sogni piano piano poi incominciano a prendere forma. Uno dei primi sogni che probabilmente ho realizzato è stato quello appunto di suonare con Sting, che era una di quelle cose che, sai, tu ti immagini, sarebbe Il una cosa mito. bellissima, esatto, e poi è successa, quindi poi insomma, tutta la mia vita un po' fino ad oggi così e spero che continui così per sempre, fino a Ma quando e ci puoi non dire qualcosa di invecchierò. questi film? O è tutto top Sì, secret? sì, sì, assolutamente sì. Vabbè, quello sicuramente del quale posso dire di più è in realtà è un film italiano di una regista bravissima che si chiama Marina Paterna, per il quale diciamo ho scritto le musiche per il suo cortometraggio, che peraltro è un corto bellissimo, che parla appunto di una storia purtroppo siciliana, che è quella del bambino Giuseppe Di Matteo che tutti conosciamo. Sì. All'epoca appunto Marina mi contattò, mi disse se gli faceva piacere, se mi faceva piacere scrivere le musiche per questo film, le ho detto assolutamente sì. Quando mi ha mandato diciamo il corto, vi dico solo che ho pianto per 15 minuti di fila perché è una bomba incredibile, stupenda, e ho scritto praticamente appunto la musica per questo corto e attualmente diciamo è in concorso per il David di Donatello, quindi questa è una cosa bellissima, bellissima, e spero, dico, al di là del fatto che ci sia io appunto con le mie musiche, che comunque questo corto diciamo possa raggiungere questo obiettivo e al di là comunque possa essere conosciuto, perché è veramente un lavoro straordinario che ha fatto Marina. Poi Anche le l'altro. pagine tristi della nostra storia devono essere conosciute affinché non si ripetano più, quindi è Assolutamente sì. giustissimo poterle conoscere appieno. Però dici qualcosa anche di questa situazione Made in USA. E invece questa cosa Made in USA è bellissima pure, perché ho scritto le musiche per questo corto, di questo posso dirvi diciamo poco, perché Mm. ancora No, non no, è ci uscito e sentono, quindi dai. eh, ma non si può mai sapere ormai. Però è tutt'altro taglio, è Tu tutt'altro dillo a taglio, bassa no? voce, ecco. È tutt'altro taglio, un taglio comunque molto più americano, nel senso che è molto più contemporaneo. Dico Mhm. soltanto che tratta ehm, la nostra contemporaneità, tratta praticamente il tema Questo periodo? del trovare l'amore attraverso i social, che è una delle Oh. cose che comunque è abbastanza in voga, diciamo, Certo, se poi ci nell'ultimo lasciano in nostro zona periodo. arancione, per forza, non è che hai molte Esatto, ancora di alternative per più, trovare l'amore, ancora di diventa più, molto ancora di più, complicato. Dobbiamo ancora quasi di più. salutarci, però abbiamo qualche messaggino da leggere insieme, lo facciamo subito. Buongiorno da Milano da parte di Antonino di Caccamo. Salutiamo anche John Blandi, lo sapevo che qui in America ci seguivano. John Blandi da New York, attentissimo, ci dice buon principio di settimana a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Valentina Marchese, buongiorno e buon inizio, la nostra guida del cuore.
ancora Andrea Geriri che dice buon inizio settimana a tutti, saluti da Londra e ci ricorda l'hashtag Io compro siciliano. Buon inizio settimana anche da parte di Giorgio Lupo. Ciao Giorgio, il nostro protagonista della rubrica Letto e Sottoscritto, che anche venerdì, ovviamente a mezzogiorno, ci presenterà un nuovo suo collega. Maurizio Tumminia saluta tutti quanti, dice viva Io compro siciliano e da Sicilia. Quanta gente questa mattina. Tiziana Caccamo, ospite eccezionale, grande artista, complimenti. Ciao Tiziana. Maurizio Tumminia che fa i complimenti a Giuseppe Mazzamuto, dice veramente bravo. Ancora Luca Leonardi dice grandissimo artista, complimenti. Vedi, la gente si è scatenata. Hai visto? Vedi? Ma perché in realtà non sono gli applausi live, ma ci sono. Sì, ma sai che è una delle cose che manca di più? Ho fatto ultimamente comunque dei concerti anche con l'Orchestra Sinfonica e poi peraltro anche con un nuovo quintetto che ho attualmente, che si chiamano i Quintets, che è un quartetto d'archi più me, diciamo, alle percussioni e vibrafono. E forse sai che proprio una delle cose che comunque mi manca sono proprio gli applausi della gente. Questo è una delle cose più forti che sto provando in questo periodo. Ho avuto anche momenti, ti devo dire, proprio di down da questo punto di vista, perché anche se fai concerti e lavori, diciamo, in streaming, il fatto che quando alla fine concludi, diciamo, il brano ci sia il silenzio è una delle cose veramente più tristi che sto vivendo in questo periodo. Quindi spero prima possibile che comunque possano ritornare le persone dentro i teatri ad ascoltare ed applaudire gli artisti, perché forse la cosa che veramente più ci manca è il contatto col pubblico. Anche a noi poter fruire dell'arte, poterla vivere veramente a pochi centimetri. Noi incrociamo sempre le dita affinché tutto possa tornare al più presto, così come lo amavamo e lo conoscevamo prima di questa pandemia. Grazie Giuseppe Mazzamuto per essere stato quest'oggi qui con noi. Io compro Siciliano Live. E noi ringraziamo anche tutti voi, come sempre ci avete seguiti numerosissimi. Noi torniamo domani con un nuovo appuntamento, sempre a mezzogiorno. Grazie Paolo Gatto alla regia, ringrazio la nostra super Marzia Monreale che sta dietro a tutto quello che vedete. E niente, buona giornata, a domani, ciao!